Assessore, Mittelfest, Carni Armonie nei suoni dei luoghi, è arrivata in una regione che culturalmente è attiva, sicuramente in un modo diverso rispetto alla Lombardia. Ma devo dire che le tre rassegne che lei ha citato, di queste tre ne conoscevo solo due, e non dirò qual è quella che non conoscevo, quindi non mi sono stupita. Sono rassegne che sono ormai di livello nazionale, quindi superano i confini regionali e non hanno nulla da invidiare a quelle di altre regioni, Lombardia compresa. Lei ha annunciato a breve un incontro con tutti i soggetti che si occupano di eventi musicali in regione per introdurre una novità che sarà una sorta di tematizzazione per l'anno prossimo. Sì, sì, io avevo detto subito che non avrei assolutamente preso in considerazione di una revisione legislativa, perché non credo che ci siano necessità di questo genere. Ci sono interventi di manutenzione ordinaria, direi, sui regolamenti e sui bandi. E i criteri, per quanto si sforzi di renderli oggettivi, sono sempre un po' soggettivi. E il meccanismo del contributo diffuso io lo voglio assolutamente mantenere. Vivo in un piccolo comune a 3.200 abitanti, quindi ci mancherebbe che mi sognassi di togliere i piccoli contributi. Però se non li mettiamo, non abbiamo la capacità di metterli tutti insieme e fare degli eventi che via via crescono, perché c'è un calendario che si allunga, perché oltre alla piccola iniziativa del piccolo comune A c'è anche quella del piccolo comune B, che non si sovrappone ma anzi si armonizza temporalmente in modo che ci sia un flusso turistico costante, credo che sia la prospettiva da perseguire. Insieme a un'altra linea generale, che è quella di una tematicità annuale. Ogni anno ci sarà un tema al quale tutti gli eventi culturali della regione dovranno attenersi per essere finanziabili. Certo non sarà solo su quel tema che si svilupperanno le stagioni, ma le stagioni per chi fa rassegne dovranno comprendere anche qualcosa che tematicamente sia nella linea di quell'anno. E per l'anno 2019 sarà? È sorpresa. Però mi sono già lasciata andare durante la conferenza stampa una mezza notizia. Pensate alle musiche rinascimentali e pensate a che cos'è il 2019. Arrivederci.